Buon pomeriggio amici del futsal e auguri a tutte le mamme, a quelle in ascolto sul canale YouTube della divisione calcio a 5, a quelle presenti al Palarigopiano e a Bruna Borges che tra poco scenderà in campo. Sta per iniziare l'ultima giornata della regular season Pescara contro Kickoff. Per le biancazzurre c'è ancora la speranza di poter raggiungere il primo posto, ma bisognerà battere le All Blacks, ormai certe della quinta piazza, e poi attendere l'esito della gara tra CMB e Ocasa Falconara. Da parte di Silvia Venditti un saluto e benvenuti. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Pierluigi Minardi di Cosenza, poi Davide Zingariello di Palermo. Al crono c'è Alberto Onesti di Pescara. È già arrivato il fischio per consentire alle squadre di salutare i presenti. 26 giornate in archivio e questa è l'ultima della stagione regolare. Andiamo a leggere quindi le formazioni per il kick-off. Abbiamo con il numero 1 Ilaria Brugnoni, poi Greta Ghilardi, Faustin Pellegrini, Gabi Arroda De Sosa, Borges Bruna, che è un'ex storica qui in casa biancazzurra, poi Valentina Teani, Giulia Cascio, Jessica Getulio, Arianna Bovo, Elena Teani, Erika Donadoni e Denise Carturana, allenatore Riccardo Russo. Dall'altra parte la squadra di Amparo con Marica Mascia tra i pali, poi Aida Sciascio, Ludovica Coppari, Ersilia Dincecco, Natalia Rozzo, Chiara Di Sauro, Federica Belli, Jessica Manieri, Gabi Vanelli, Alessia Valentino, Tati e Alessia Discaro. A completare le 12, già in corso due partite tra l'altro molto importanti. Audace Verona contro la Mezia ha già retrocesso. Al Verona serve assolutamente una vittoria, servono i 3 punti per salvarsi senza passare per i play-out. Dall'altra parte c'è invece Atletico Foligno contro VIP in vantaggio con Fernandez. Il Foligno è già condannato ai play-out, mentre la VIP cerca la salvezza diretta, esattamente come la cugina veneta rossonera della Audace Verona. Stanno per iniziare anche tutte le altre, un occhio in particolare, come abbiamo detto, sul campo del Pala Saponara di Salandra, perché lì c'è di scena la capolista, ospite del CMB. Assente intanto Rafa Pato, vedete anche la maglietta mostrata dalle compagne durante la foto di rito. C'è anche uno striscione per lei con il numero 99 ed il cuore. Dall'altra parte ha già scelto il quintetto mister Russo, che schiera Brugnoni tra i pali, poi Gabi De Sosa Ruda, Bruna Borges, Faustin Pellegrini e Getulio e Ghilardi, scusate. Dall'altra parte invece Mascia, Tati Coppari, Sciascio e poi si sta preparando Gabi Vanelli. Il primo tocco sarà del Pescara con Aida Sciascio, presente anche la madre sugli spalti. Un augurio particolare anche a lei. È partiti in questo momento con Tati che gira per Coppari, va a sfidare Ghilardi, passaggio in mezzo, letto da Bruna Borges e poi Sciascio in ripiegamento. Vanelli conduce il pallone, scaricato per Coppari, ancora Vanelli in avanti, Sciascio a dare un riferimento in zona d'attacco. Tati che deve sfuggire alla marcatura di Pellegrini con il mancino, il servizio verso il centro, toccato però dalla difesa delle All Blacks. Gli applausi di Bruna Borges, che è arrivata in Italia nel 2013 ed è arrivata proprio in casa biancazzurra, una carriera sportiva interamente dedicata alla squadra abruzzese. Poi il passaggio in estate alla kick-off, che adesso intercetta con Pellegrini, però va in ripiegamento difensivo. Gabi Vanelli è ottima la copertura della numero 12, 34 secondi trascorsi. Mascia, Tati da Coppari, contromovimento di Vanelli che cerca di prendere la difesa alle spalle. Tati scarica in orizzontale per Sciascio, dalla parte opposta Vanelli in banda contro Gabi Arruda. Sciascio da Coppari di nuovo contro Ghilardi, duello anche azzurro, entrambe sono delle colonne portanti della nazionale che si è qualificata per i mondiali che si svolgeranno nelle Filippine. Intanto il filtrante di Tati che si perde sul fondo. 1 minuto e 10 trascorsi. Brugnoni, Borges, emozioni particolari sicuramente nel suo ritorno qui in Abruzzo.
a duello con Sciascio. Ghilardi, Arruda ancora per Ghilardi, Pellegrini avanti, ha letto tutto bene però Sciascio, che continua l'azione del Pescara. È ottimo il passaggio in avanti per Vanelli, lo scavetto bellissimo, il tocco delizioso con il mancino e la dedica al pubblico. Dopo 1 minuto e 40 secondi il Pescara è avanti con il lob di Gabi Vanelli. Gol strepitoso, astuzia, classe, c'è stato tutto in questo tocco della numero 12 biancazzurra, che porta in vantaggio le sue. Ottimo avvio per il Pescara, che lo abbiamo ricordato deve vincere oggi contro l'Akikov e poi sperare in un risultato favorevole sul campo del Palasaponara di Salandra. Uno spiraglio per il primo posto che la squadra di Amparo ha lasciato aperto proprio grazie ad una vittoria in casa dell'Ocasa Falconara, che pensate non perdeva il Palabadiali da 2 anni, 2 mesi e 15 giorni, e poi il 2-1 interamente concretizzato dall'ex Pato, oggi assente, mentre la rete della Bandiera è stata di Praticò a 6 secondi dalla fine. Ghilardi sposta il pallone, attaccata da Tati, difende bene la sfera, ancora Ghilardi, gira con l'esterno per Gabi Arruda che deve liberarsi del pallone, esce bene dalla pressione la kick-off. Borges chiede calma, ancora contro Sciascio, attende il movimento delle compagne, trova Ghilardi in avanti con la punta, intercetta Tati che può ripartire con il mancino ancora per Vanelli. Tocca Ghilardi, Borges con la solita eleganza ancora per Pellegrini, francese al suo primo anno in Italia, così come al primo anno Gabi De Sosa. Pellegrini è stata una giocatrice del Nantes dall'età di 14 anni e ha affrontato la nazionale italiana nella doppia amichevole dell'11 e 12 febbraio proprio a Parigi, in casa sua. Ghilardi riparte, tocca Coppari, poi il palleggio da parte di Sciascio che esce nel traffico, palla al piede sul mancino, poi scaricata per Rosso appena entrata con l'esterno all'indietro, il tocco per Tati che esce, sta per farlo, pronti 2 cambi. La prima a sedersi è Coppari ed entra Capitan Dincecco, subito un passaggio in avanti per lei, può andare con il mancino, la conclusione Brugnoni sventa, poi in mezzo ancora per Belli che gira ancora con il sinistro, questa volta sbaglia però la conclusione al numero 9. Cambi anche per mister Russo, è uscita Pellegrini, è uscita anche Gabi De Sosa, primi secondi sul parquet del Palarigopiano per Bovo e per una delle 2 gemelle Teani. Ci sono sia Valentina che Elena che giocano con la kick-off. Adesso vediamo in campo la numero 15, Valentina Teani. Entrambe, così come Ghilardi, vengono dall'Accademia Calcio Bergamo, con la quale hanno vinto tantissimo a livello under 19. Dincecco, successi che sono poi proseguiti anche con la maglia delle All Blacks. Sempre per quanto riguarda le categorie giovanili, kick-off che ha iniziato l'anno con la scomparsa del presidente Alberto Lorenzin, ricordato di recente anche dal direttore, l'ex direttore generale dell'Ocasa Falconara Mondini, un amico del Fuzza, ricordato da tutti con affetto. Ha saputo però reagire a questo dramma. Ha concluso la stagione del girone di andata al primo posto, addirittura campionesse d'inverno, poi un calo fisiologico, ma comunque la formazione di mister Russo ha raggiunto la finale di Coppa Italia recentemente disputata. Mola di Bari recupera Borges, la mette all'angolino, non esulta, mani in alto per Bruna Borges che intanto ha messo a segno il pareggio del kick-off. 1-1 dopo 4 minuti e 24 secondi. Tutto da rifare, il bacio alle telecamere sicuramente destinato alla madre. Il classico gol dell'ex, così come era stato al Palabadiali per Pato, addirittura con una doppietta. Adesso è Bruna Borges
a rimettere tutto in parità. È entrata in campo Manieri. Belli, salta Borges ma non Valentina Teani. Borges la rimessa, Ghilardi, tocca a Belli, può andare contro Brugnoni che esce benissimo in tuffo proprio al limite dell'area di rigore. Intervento assolutamente non facile. Dincecco taglia il campo Rozzo, Manieri ancora per Rozzo, Dincecco con il mancino per Belli, con il pallone sotto la sola, restituito a Manieri. Rozzo di prima per Belli che si apre un varco nel traffico, Brugnoni molto bene, ancora Belli all'indietro, Manieri sempre di prima per Dincecco che deve impostare contromovimento di Rozzo, servita in zona arretrata ancora lei contro Pellegrini, prova l'appoggio per Belli, questa volta sbaglia però il tocco con il mancino. De Sousa prova ad andarsene a Rozzo, poi mascia con i piedi direttamente però sulla panchina biancazzurra. Pronte a rientrare sia Vanelli che Coppari. Teani prova a mettere in mezzo con la punta, guadagna comunque il calcio d'angolo. Va sul pallone Bruna Borges. Movimento in mezzo, Mascia ferma con entrambe le mani. Lancio lungo, a cercare Belli che deve lottare con Ghilardi, alla meglio la numero 3. De Sousa, questa volta non c'è spazio per servire Ghilardi, che ha indicato Brugnoni come a dire c'era il retropassaggio. Manieri, attaccata da Teani, che fa ripartire il Pescara da Mascia con i piedi e cercare Belli che svetta di testa ma non trova il pallone. Borges, ancora Dincecco a dare fastidio, Rozzo per il capitano, all'indietro da Mascia, Suolata, poi con i piedi ottimo per Manieri, la sponda in mezzo, arriva Ghilardi prima di tutti, poi recupera ancora Coppari che va ad arpionare la sfera, si chiude la difesa della kick-off, lancio millimetrico da parte di Marica Mascia. Brugnoni sbaglia, Coppari in appoggio per Belli, la conclusione, rimedia Brugnoni con una grande parata, poi ancora Ghilardi con il corpo. Classe 2003, Greta Ghilardi, prima convocazione in azzurro a 19 anni. Ha segnato anche un gol rapidissimo inizio stagione nella prima gara contro il CMB dopo 3 secondi appena. Manieri, Belli con il destro, troppo strozzato però, deve ancora prendere bene le misure Federica Belli. Brugnoni, Ghilardi, Borges con il petto, va a coprire però bene Dincecco, passaggio ottimo per Belli che mette giù Manieri, chiusa da Teani, allarga allora per Coppari, chiama ancora il pallone Manieri ma non c'è luce per servirla. Borges mette il piattone, mette in fallo laterale. 7:05 sul cronometro, 1-1. Prima la rete di Vanelli, ora in azione, e poi quella di Borges che non ha assolutamente esultato. Pellegrini, ottimo recupero, ma con il destro forse tocca Mascia, no, tuffo sul palo alla sua sinistra. Conclusione davvero insidiosa da parte della francese, che ha realizzato i suoi primi gol in Italia proprio contro la capolista Ocasa Falconara. Nella seconda in casa, doppietta chiusa a 40 secondi dalla fine. 3-2 per la kick-off. Ha recuperato ora Pellegrini, messo in mezzo per De Sousa che vince il rimpallo contro Tati, poi Coppari. Ottimo il corridoio per Vanelli, smista ancora per Belli, va in avanti Coppari, che poi però dice non c'è più il passaggio, ricominciamo con calma. Lo fa Tati,
ora per Belli, Vanelli, Belli di nuovo, c'è Coppari a destra, si passa prima da Vanelli, recupera Borges, in mezzo per De Sosa, poi Valentina Tiani che scambia ancora con la numero 11. Ottimo il dribbling, il tocco da parte di Belli e arriva il fischio dell'arbitro, il primo dopo 9 minuti, intervento falloso di Federica Belli che ora va al cambio, entra al suo posto Aida Sciascio. Le indicazioni di mister Russo per Greta Ghilardi che sta per rientrare sul pallone, però ora c'è Borges per il calcio di punizione. Occhiata alla panchina anche per Borges, poi il dialogo con Pellegrini. In corso anche i playoff di Serie B per stabilire chi andrà alle Futsal Finals. Ha già vinto il Pero 5-0. Tanto batte la kick-off, recupera poi De Sosa sullo schema che non è riuscito, difende il pallone sull'out di destra, si gira, pulisce il pallone all'indietro per Borges, le finte su Sciascio, 1-2 che non si chiude perché c'è Tati lì davanti. Dicevamo a Cesena aspettano già Virtus Romagna e Atena Sassari. Adesso anche il Pero ha staccato il pass per il palazzetto di Cesena, il Carisport. Brugnoni, l'attacca Vanelli, ne esce bene Brugnoni, in mezzo recupera però Tati per un attimo, poi la butta via la kick-off senza troppi complimenti. L'altro pass in palio per chiudere il discorso playoff di Serie B è tra Altamura e Levante Caprarica. Tati scodella il pallone, si coordina Sciascio, conclusione potente sul primo palo dove è attenta Brugnoni. Calcio d'angolo per il Pescara, ma sempre Tati sul pallone. Coppari in mezzo, il pallone è per lei, Brugnoni con i piedi allontana Borges, poi Pellegrini che la mette fuori per evitare ulteriori problemi. Vanelli va da Sciascio, Tati sui 10 metri, Coppari scambia bene sullo stretto con Tati, leggermente lungo il passaggio di ritorno. Sempre in parità qui al Palarigopiano di Pescara, aggancia bene Teani, parliamo sempre di Valentina. Tati vince il rimpallo su De Sosa, poi prolunga in avanti Sciascio con troppa forza, però primo ingresso anche per Donadoni, anche lei ha fatto parte del blocco Accademia Calcio Bergamo. Brugnoni in avanti nella terra di nessuno, intanto appena entrata Donadoni subisce il richiamo del direttore di gara. Russo chiede spiegazioni e l'arbitro dice ho visto io. 3-1 per il Verona sulla Mezia, 3-1 anche per la VIP sul Foligno. Foligno che attende soltanto la sfidante nei play-out, gare di andata e ritorno per stabilire chi rimarrà in Serie A. Sciascio che da terra Donadoni riesce comunque a passare in avanti, cercava Borges, trova però Tati. Sciascio con l'esterno, si gira bene Vanelli ma trova De Sosa con tenacia, ha vinto anche il rimpallo su Tati, di nuovo in velocità il duello con Vanelli che protegge bene l'uscita di Mascia con le mani in avanti per Sciascio che si impegna nella corsa ma non può raggiungere il pallone. È passato il primo quarto, 10 minuti 02 sul cronometro, risultato sempre fermo sull'1-1. Invitiamo ad iscrivervi sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Brugnoni, la porta è sguarnita, ci prova da lontanissimo D'Incecco al volo, pallone che finisce fuori. Ancora Brugnoni con le mani per Borges che sbaglia il controllo. 9:45 da giocare. Sull'1-1 anche la gara tra CMB e Ocasa Falconara. Pellegrini in anticipo su Sciascio che riesce comunque a toccare il pallone, Tati deve liberarsene,
lo fa appoggiandosi di nuovo su Belli, appena entrata, pressione di Ghilardi, Belli in avanti con il mancino, trova in modo splendido Sciascio che se ne va da solo, ancora Sciascio con il mancino all'angolo, il sorpasso del Pescara 2-1 ed eccola la dedica in tribuna alla madre, l'abbraccio ripreso dalle nostre telecamere, l'esultanza tra Aida Sciascio e la mamma, una scena bellissima, un modo migliore per festeggiare la festa della mamma. E adesso ci fermiamo però per un minuto di break. Ci risiamo, quindi 2-1 per il Pescara, che è tornato in vantaggio con la rete di Sciascio dopo quella di Vanelli intervallata dal momentaneo pareggio di Borges. Ora in azione, scarico per Ghilardi, sposta il pallone con il mancino, inseguita da Rozzo che tocca la sfera all'indietro, Borges in avanti, Donadoni cerca di prolungare, pallone però irraggiungibile, 11 minuti trascorsi. Belli, Rozzo, contromovimento di Capitan Dincecco, poi Rozzo, bene per Belli che si gira, pallone sul mancino, sguardo in mezzo dove c'è Rozzo, tocca Pellegrini, calcio d'angolo. Ricordiamo kick-off certamente quinta, uno dei pochi verdetti di questa regular season super avvincente. Tati per Belli al volo, si è coordinata, la presa però un po' con lo stinco, un po' con il piede. Ghilardi sbaglia, non c'era appoggio, era andata in profondità Bruna Borges. Pescara che vede ancora il primo posto. Rozzo, Tati, Belli in mezzo, tocca Ghilardi, sempre bello questo duello, Tati all'indietro, si rifugia tra i piedi di Rozzo che sbaglia poi il passaggio per Belli, malinteso, il pallone era sulla corsia, si accentrava invece Federica Belli. Altro cambio, si riaccomoda in panchina Pellegrini e rientra Gabi De Sosa. In avanti direttamente tra i piedi di Mascia che lascia per Dincecco, attende proprio sulla linea di metà campo la kick-off. Rozzo, Tati in movimento continuo, scambia con Dincecco, Belli contro Ghilardi di nuovo, Belli in profondità fino in fondo, in mezzo il pallone che passa prima tra le mani di Brugnoni e poi tra i piedi di Donadoni, viene toccato però da una delle due perché la rimessa è del Pescara. Con Tati, si avvicina a Belli, conclusione violenta contrastata da De Sosa. Dincecco, esce Ghilardi a dare un po' di pressione, Rozzo va a sfidare Donadoni, rientra, prepara il tiro e trova le gambe di De Sosa. Belli, altra rimessa laterale, battuta a beneficio di Dincecco, un po' timido il servizio per Rozzo,
De Sousa imposta per le sue, Ghilardi in avanti con troppa fretta, però non ha dato tempo sufficiente al movimento di Donadoni. Belli, Manieri per Dincecco, con l'esterno servita Belli, Manieri difende il pallone sull'attacco di De Sousa, Rozo ancora per Manieri, in mezzo da Belli. 8 giocatrici in pochi metri, ora si distende in difesa la Kickoff mentre prova a prendere metri il Pescara. Manieri sul vertice per Dincecco, in mezzo Belli con il piattone, combinazione in velocità riuscita quasi alla perfezione, con la testa di Dincecco, in realtà un servizio per Borges, esce Mascia, torna Dincecco, arriva anche Belli, vince il rimpallo Borges con la suola per Ghilardi, respinge Mascia, Maniera all'indietro, poi al volo De Sousa in maniera sbilenca, regalo della difesa del Pescara, non ne approfitta però la Kickoff. Pronto un altro cambio, sta per rientrare Pellegrini, rimessa battuta, Manieri, Vanelli a destra, Belli, trova ancora Manieri, corto per Belli, Dincecco non riesce a raggiungere il pallone, Belli indietreggia con la testa, la spizzata che favorisce il rilancio di Mascia, cercare Dincecco che si impegna sicuramente nella corsa, servizio però troppo lungo, ecco il cambio, rientra Pellegrini, si accomoda Bruna Borges. Una curiosità su di lei rispetto alla notte magica in cui ha esordito la nazionale, è praticamente l'unica rimasta di quel blocco dal 25 giugno 2015 ad oggi, che c'è stata la conquista del pass per le Filippine per il primo storico mondiale. Borges continua ad esserci, era stato un successo 5-0 all'Ungheria ad aprire la strada della formazione allora di Menichelli. Adesso il CT è Francesca Salvatore, intanto Pellegrini con la punta in mezzo, arriva Coppari sul secondo palo, ben appostata e fa la cosa più giusta, ovvero la mette fuori con il tacco, perché da quelle parti c'era anche Teani. Pellegrini, esce ancora Coppari, attentissima in zona difensiva. Ghilardi si avvicina a Pellegrini, servita, sbaglia completamente, ma in realtà diventa un servizio per Teani in mezzo all'area di rigore, da terra ha provato a calciare Mascia senza alcun problema. Manieri in avanti con il mancino, con il petto Teani, recupera e serve per Ghilardi. Pellegrini prolunga, tocca Manieri in fallo laterale, 5-20 all'intervallo, sempre 2-1 il parziale. Pellegrini, Teani tocca con il corpo, anzi con il braccio, come indicato dal direttore di gara. Primo fallo commesso anche dalla Kickoff, dall'altra parte un fallo commesso da Belli. Vanelli, Manieri per Coppari, Vanelli in azione con Pellegrini, prova a superarla in velocità, sfida sulla corsia, chiusa però dalla numero 7 in maglia all black. 4,58 al termine del primo tempo. Coppari si avvicina a Manieri con il mancino, la girata, trova però subito in chiusura Teani. Intanto il sorpasso dell'Ocasa Falconara con Isa Pereira. Sciascio, mancino sul secondo palo, era per Manieri, aveva capito tutto però Ghilardi. Ora Teani può ripartire, evita la pressione di Vanelli che rimane lì a ringhiare anche su De Sousa, recupera Vanelli all'indietro per Sciascio dopo l'ottimo lavoro della numero 12. Manieri con calma da Coppari, ora per Sciascio, sovrapposizione di Manieri. Pellegrini
a dare fastidio, alla fine la mette in fallo laterale. Chiama lo schema Sciascio, si avvicina Vanelli, rientra Borges al posto di Gabi De Sosa, incoraggiata da mister Russo con una pacca sulla spalla. Vanelli, Manieri incrocia, alla fine il pallone è per Sciascio che batte Pellegrini in modo impreciso e ripiega però con il secondo intervento, allontanando il pallone direttamente in fallo laterale. 4:20. Coppari, Sciascio dal limite per Manieri con il mancino, ancora la schiena di Teani che sta fermando tutte le conclusioni della numero 10. Coppari, Vanelli, finte su Pellegrini, allarga poi il gioco per Coppari, scorre la sfera per Sciascio con il mancino toccato da Borges e poi docile tra le mani di Brugnoni. Ghilardi riparte la kick-off, a sinistra c'è Pellegrini, Ghilardi cambia idea, va a destra da Teani, in mezzo Borges, è buono il passaggio per lei, riesce a colpire la numero 12, un po' in ritardo l'uscita della difesa del Pescara. Calcio d'angolo, Mascia in due tempi, fa su il pallone, chiesto a gran voce da Sciascio, un po' sola, deve fermarsi, arriva Vanelli, si muove nello spazio giusto, è arrivata in chiusura però Pellegrini. 3:36, sempre 2-1 e 1-1 il conto dei falli. Si è alzata Belli, pronta a rientrare. Dall'altra parte Russo richiama De Sosa. Coppari, Vanelli con il mancino, Borges, poi Tati all'indietro ancora da Vanelli, non ricarica il mancino ma scarica per Coppari. Tati esce Teani, evitata dalla numero 44, Borges perfetta in anticipo su Sciascio, poi Ghilardi con un numero, l'ha capito però Vanelli, ma deve intervenire ancora una volta Mascia ad allontanare in scivolata il 5 di Vanelli a Mascia, che sa che ha rimediato all'intervento lì davanti. Ancora una volta da sottolineare i tempi in uscita di Borges, una delle migliori interpreti nell'anticipo. Tati per Belli, Coppari ancora da Belli, Rozzo gira ancora per Tati, si fa vedere Belli, Tati si ferma, ricomincia da Rozzo. Belli, controllo, poi Teani che tocca e la rimessa è sua. Tanto abbia qualcosa da dire a Belli, che non si è subito allontanata per permettere alla numero 15 di battere. 17 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte per il Pescara, mentre squadella in avanti Borges e fa schermo con il corpo Federica Belli, frapponendosi tra Teani e Mascia. Coppari ancora da Belli, Tati, Coppari prova a saltare De Sosa, trattenuta dalla numero 4 e arriva anche il primo cartellino del match con l'ammonizione per Coppari al minuto 17 e 32 secondi. Borges sul pallone, lì vicino ancora De Sosa, esattamente come nel precedente calcio di punizione. Ghilardi, Pisada per Borges, Tati comanda la difesa, spedisce addosso a Borges, tocco e rimessa ancora del Pescara. Ottimo il lavoro di Tati sulla pressione di Teani, poi aveva cercato Rozzo, sbagliando però l'appoggio. Ghilardi, pressata da Belli, tocca la numero 9, recupera bene Rozzo con l'esterno per Coppari che può calciare, esce Brugnoni, ancora Coppari sul secondo palo, De Sosa e poi Brugnoni. Si salva la kick-off, Ghilardi in avanti, apre per Borges che non riesce però con il mancino a controllare, ma ringrazia la numero 3 per il passaggio. Ultimi 2 minuti del primo tempo. Belli si avvicina a De Sosa, poi all'indietro per Rozzo. D'Incecco,
guadagna 1 metro su Teani. Tati in profondità, ora va Rozzo, spalla alla porta però, ancora da Tati a sinistra. Belli rientra in velocità con l'esterno, secondo tocco ancora per Tati, conclusione intercettata da Borges che prolunga in avanti per De Sosa che è velocissima, era in anticipo però. Belli, Rozzo, riparte lei, ha lasciato spazio Tati che è andata invece in area di rigore, è servita ora da Belli, deve girarsi Tati, trova ancora De Sosa. 1-16, chiusura della numero 11 della kick-off. Tati con una rimessa laterale quasi vicino al corner, in mezzo Dincecco gira con il mancino al volo, era facile coordinarsi, traiettoria che finisce fuori. Teani pressata ancora da Belli, Ghilardi suolata, sterzata, era scappata via però Teani, quindi la rimessa è ancora del Pescara con Belli. Rozzo contro Gabi De Sosa, arriva Dincecco a sinistra, Tati, ultimi 55 secondi, Dincecco contro Borges, Tati cerca di disorientare Ghilardi, Dincecco ancora per Tati, è bello lo scambio, Dincecco ma un attimo prima di lei arriva ancora De Sosa, intesa perfetta tra Dincecco e Tati. 41 secondi Dincecco per la numero 44, con l'esterno Teani ha intercettato prima che il pallone arrivasse a Rozzo, la sterzata di Belli 2 volte, deve liberarsi della pressione di Teani, mantiene lì il pallone e va via con un tunnel, poi l'esterno per Rozzo, 1-2, Belli, torna Teani, la tocca, non l'ha mollata la giovanissima Teani, ricordiamo classe 2004, 17 giugno, questa la data sulla carta d'identità. Prima il tunnel subito, poi la rincorsa a Belli e il tocco, rimessa battuta. Ancora Belli, Rozzo cerca spazio per il destro che arriva, cade a terra intanto una giocatrice del kick-off, se non sbaglio è De Sosa. Un colpo sulla bocca dello stomaco di vicino proprio a Belli e anche Borges. Ancora a terra, interviene allora lo staff medico. (15 secondi al termine del primo tempo). Andiamo a dare un'occhiata agli altri campi. Audace Verona vince sul Lamezia e si salva in modo diretto, così come la VIP che vince 3-1 sul Foligno. Ancora in corso chiaramente le altre partite iniziate alle 18, mentre si è rialzata Gabi De Sosa, ha raddoppiato il vantaggio Locasa Falconara, +2 con Pratico di nuovo, quindi doppietta, e poi Pereira, dall'altra parte Cenedese. Mentre si riparte, prova a saltare Pellegrini, pallone per Mascia, in avanti anticipa Ghilardi, rientra Dincecco, riesce a concludere lo stesso la numero 3, ma la puntata finisce abbondantemente fuori. Lazio in vantaggio sul tiki-taka, Bitonto 2 Cagliari 1, e anche qui 2-1. Le reti sono state di Vanelli e poi il raddoppio delle biancazzurre proprio con Aida Sciascio al 10° minuto. Dall'altra parte Bruna Borges. Noi ci colleghiamo tra pochissimo per la ripresa, rimanete qui sul canale YouTube della divisione Calcio a 5.
arrivati i verdetti della Serie B. Partecipare alla Final Four di Cesena saranno Soccer Altamura, che ha battuto 5-1 il Levante Caprarica ribaltando il KO dell'andata, e poi il Pero, che ha vinto 5-0 contro il CF Scandicci dopo il 2-2 della gara giocata in Toscana. Qui siamo invece sul risultato di 2-1 per effetto delle reti di Vanelli e poi Sciascio. Dall'altra parte invece Bruna Borges con il classico gol dell'ex, il primo tocco che sarà della kick-off. Già pronte sul pallone Borges e Ghilardi. È tutto pronto per gli ultimi 20 minuti della regular season, 26 giornate. Il campionato è iniziato ad ottobre, la pausa per la qualificazione al mondiale della nazionale italiana, che è riuscita proprio a Montesilvano. Intanto Brugnoni, prima bella uscita su Tati, lanciata in avanti. Borges dalla parte opposta controlla senza problemi Aida Sciascio, che gira per Tati con il mancino da Coppari. Viene incontro Vanelli, poi il movimento bellissimo in avanti con la testa. Vanelli supera Brugnoni, doppietta della numero 12 e 3-1 del Pescara. L'esultanza di Gabi Vanelli, due pallonetti in pratica, uno con il mancino, uno con la testa, scavalcare l'incolpevole Brugnoni. Bellissimo il movimento di Gabi Vanelli, che era venuta incontro, poi era scappata in profondità, quindi dopo 44 secondi il 3-1 di Vanelli con la testa. Ancora Vanelli per l'uscita di Mascia. Un minuto trascorso, doppio vantaggio per le biancazzurre. In avanti per Coppari, che mette giù con il destro un pallone difficile ma ben addomesticato. Sciascio, si allarga Tati, esce Ghilardi su di lei, ancora Tati con l'esterno per Vanelli, scambio che non riesce, Ghilardi in chiusura, Vanelli a dare disturbo, riparte però la kick-off con Pellegrini sola, prova a calciare, trova Sciascio, poi Ghilardi con il mancino e il pallone che si infila in rete. Non perfetta qui, Mascia accorcia la kick-off immediatamente con Greta Ghilardi, il suo mancino in diagonale diventa insidioso e quindi -1. Sempre in corsa la kick-off. Che non si è fatta intimorire dal +2. Borges spazza via. Sciascio, Tati con il tacco, Brugnoni attenta sul primo palo, giocata della numero 44. Tati, esce Pellegrini, pallone che rimane dalle parti di Coppari, che ha provato con il destro, chiuso però dalla difesa. Tati, corto per Coppari, conclusione fermata ancora una volta dalla difesa All Blacks. 18:13 da giocare, Vanelli in mezzo, Coppari a sinistra per Sciascio, esce Pellegrini in parallela per Vanelli, che riesce ad arrivare in anticipo anche su Borges. Tati, finta al tiro, allarga bene per Coppari, il tocco poi Brugnoni ancora sul primo palo. Sta aumentando i giri il Pescara dopo il gol di Ghilardi. Sciascio con il mancino, pallone che spunta dalle parti di Gabi De Sosa, sempre in massima velocità, la numero 11. Mascia attenta su questo pallone calciato dalla destra. Coppari, Sciascio, salta a Borges, il pallone che danza sulla linea ma poi esce irraggiungibile per Aida Sciascio. 17:41, si scalda Belli, tutto fermo sulla panchina della kick-off. Ghilardi per Borges, Pellegrini, De Sosa prova a saltare Tati con un tocco di prima. Tati
dalla parte opposta per Vanelli, che evita Pellegrini e poi De Sosa. Tati mette giù la sfera, poi alzata per Vanelli, l'aggancia con un recupero aereo Bruna Borges. Ghilardi in avanti, il lancio è perfetto per Borges che controlla in area di rigore, arriva Tati, poi anche Vanelli ad evitare la rimessa laterale, rimane lì anche Borges, e allora Vanelli la butta via con il tacco. Altri verdetti quindi dalla Serie A. L'Audace vince, altra conclusione di Ghilardi fermata da Mascia. Dicevamo vince e guadagna ancora una volta il diritto di partecipazione alla Serie A Fables, salvezza diretta anche per la VIP, che ha vinto 3-1 sul Foligno, che ora conosce il nome della sua sfidante play-out, ovvero la femminile Molfetta. Calciato in avanti il pallone da Borges, colpita la fotografa, nessuna conseguenza per lei e per la macchinetta fotografica. Sorrisi e continua a fotografare Deborah Braga. 16:48. Dincecco va da Rozzo, che sbaglia però l'intesa con Dincecco. Allora in avanti pallone per Ghilardi. Rozzo in recupero, si gira bene, restata ancora da Ghilardi. De Sosa, la conclusione violenta dalla distanza con il destro. Aveva recuperato il pallone Ghilardi, rimessa in gioco per la numero 11, che ha calciato potente, è rimasta praticamente ferma a Mascia, che l'aveva battezzata fuori, ma il pallone è passato al lato di pochissimo. Tati da Dincecco ancora per Rozzo, intercetta Ghilardi. Grande partita la sua, ha sbagliato però in profondità per Borges, che la ringrazia, continua ad incoraggiarla, così come fa un vero leader. E qui in Abruzzo la conoscono bene i tifosi che sono sugli spalti del Padarigopiano, sanno l'apporto della numero 12 anche per la causa prima del Montesilvano e poi del Pescara. È stata anche l'MVP della finale scudetto vinta al Palabadiali, quando in panchina c'era Gonzalo, che ha lasciato poi l'eredità a Dudu Morgado. E ora c'è invece Amparo, ex giocatrice biancazzurra, che ha smesso di giocare praticamente in sordina, nessuno sapeva del suo dual futsal. Parliamo di una campionessa d'Europa con la Spagna, che ha vinto tantissimo anche in Italia da quando ha scelto la Serie A della nostra penisola, prima con la Ternana e poi con i colori che più le stanno a cuore, quelli che ora dirige con un altro ruolo, quello di allenatrice. 15:15, Dincecco, 3-2 risultato. Rozzo rimette in mezzo, pallone letto da Ghilardi, che sbaglia però il disimpegno, e allora Dincecco con calma, troppa calma però, stava per intervenire Pellegrini, l'ha toccata Tati. Poi di nuovo la numero 7, quindi rimessa per le biancazzurre. 15 minuti esatti. Occhiata come al solito anche sugli altri campi, con il tiki-taka che ha ribaltato il risultato iniziale della Lazio. Intanto Borges con la puntata alzata sul montante proprio da Marica Mascia, attentissima. Calcio d'angolo per la kick-off. Borges alza il pallone, arriva a Belli, rimbalza sulla testa di Ghilardi, poi la conclusione è ribattuta da Belli, che voleva anche la rimessa. Si sono rialzate Donadoni e Gabi De Sosa. Dall'altra parte in piedi Vanelli, doppietta realizzata, splendida quella di Gabi Vanelli, che è stata del kick-off anche un ex, per 2 stagioni ha giocato lì.
Manieri in avanti per Rozzo e in anticipo Ghilardi che tocca per Brugnoni, il pallone rimbalza, la tocca Rozzo, la mette dentro, il 4-2 del Pescara, l'esultanza di Natalia Rozzo. Errore di Brugnoni, non ha avuto scampo poi sul successivo tocco della numero 7 biancazzurra, classe 2003 Ilaria Brugnoni. Intanto il 4-2 del Pescara, proprio con Rozzo dopo 6 minuti e 28 secondi. Continua la kick-off con Borges. In anticipo Manieri su Pellegrini. È vero che c'è stato un errore sul 4-2, ma voglio sottolineare la bella prestazione con personalità di questa calcettista classe 2003 che ha preso posto tra i pali al posto di Carturan, portiere della nazionale, che la affianca nel suo percorso di crescita. 13:51. Pronte Coppari e Vanelli che possono rientrare. Borges, Gabi De Sosa, le sfugge il controllo del pallone. La pressione era stata di Tati. Manieri in mezzo, Rozzo, servita, prova a saltare Teani, tunnel non riuscito, ancora Teani nello stretto. L'ultimo tocco è di Rozzo che ora chiede il cambio. Al suo posto Vanelli. 13:31, 4-2, nuovo +2 del Pescara. Borges evita Belli, prolunga per De Sosa, arriva Tati, chiusa subito l'azione della kick-off. Si siede in panchina Tati, rientra Coppari. Manieri, tutto con il mancino in avanti, con troppa forza per Belli. Inevitabile occhiata sul campo del CMB. 3-4 il risultato. Controllo Casa Falconara. Brugnoni, corto per Borges che ha visto in avanti il movimento di Pellegrini, l'ha seguita bene Belli che poi va a contrastare anche l'arrivo di Teani. Rimessa della kick-off, continua il riscaldamento di Donadoni. Pellegrini con il mancino in due tempi Mascia, subito in avanti a cercare Belli con la testa Teani, rinuncia a mettere giù De Sosa, prova la conclusione di controbalzo, non una scelta buona da parte della numero 11. Pallone regalato al Pescara. Mascia, Coppari, sale Manieri, deve indietreggiare però perché c'è Teani da quelle parti. E allora Vanelli, si è mossa bene Coppari che si era coordinata anche per la conclusione di controbalzo. Tocca all'ultimo momento però Faustin Pellegrini. Jessica Manieri sul pallone, calcio d'angolo battuto con il solito mancino, corto per Vanelli, ha capito tutto De Sosa, spallata su Vanelli che regge però poi Manieri. Applausi per Gabi Vanelli da parte del Palarigopiano. Ancora Vanelli in azione contro Borges, continua il duello della numero 12 in scivolata, interviene Pellegrini che tocca per Arruda, torna a Belli con un fallo secondo il direttore di gara e anche il cartellino per Belli che è sinceramente incredula. Per questo intervento sanzionato così dal direttore di gara, quindi calcio di punizione per la kick-off. Si va a sedere Belli che continua a dire non era un fallo da giallo. Ghilardi sul pallone con Pellegrini. Di solito ci sono De Sosa e Borges che questa volta sono staccate
rispetto al punto di battuta. Borges sul palo, mentre Mascia continua a schierare la barriera. Ci sono Sciascio e Manieri. Scala Ida Sciascio, che dovrà occuparsi anche della marcatura di Borges. Parte Pellegrini, lascia Ghilardi con il mancino, traversa piena, punizione splendida della numero 3 Greta Ghilardi. Tutta la potenza ma anche la precisione del suo mancino. È iniziato nel calcio a 11 nella squadra del paese, il Caravaggio alle porte di Bergamo. Quando ha detto ai genitori di poter giocare a calcio a 11, l'hanno portata sul campo in un giorno di pioggia, su un campo fangoso, convinti che avrebbe mollato la presa. Sorrideva nel raccontare in un'intervista questo aneddoto, ma in realtà si era divertita così tanto che poi i genitori non hanno potuto far altro che assecondarla, e hanno fatto benissimo, perché è uno dei talenti più cristallini ora Greta Ghilardi. E l'ha dimostrato anche poco fa con quella punizione che si è stampata sulla traversa. Manieri, sale Vanelli, deve fermarsi per prendere il pallone, salta Gabi De Sosa lasciandola sul posto, torna però la numero 11 e lo fa in maniera efficace con il corpo, permette il pallone di uscire e recupera per la kick-off, mentre qui l'arbitro decide che Aida Sciascio è andata a prendere il pallone con un po' troppa foga, quindi calcio di punizione. 11:46 da giocare. Ghilardi, pallone alzato per Borges che ha un po' di campo, in mezzo c'è Pellegrini, ha recuperato Sciascio che butta fuori il pallone. Mister Russo chiede alle sue di respirare. Non è praticamente mai entrata Arianna Bovo, il capitano della formazione, probabilmente non in ottime condizioni fisiche. È risparmiata per quando inizieranno i playoff. Di cui possiamo ricordare le date. I quarti inizieranno il 18 maggio, mentre a Cesena al Carisport, come ricordato, ci saranno anche le Futsal Finals di Serie B. Inizierà un mese di eventi a Cesena e si concluderà con la quarta edizione della Futsal Future Cup, sia maschile che femminile. Quindi il 18 maggio gara 1 dei quarti, poi il 23 maggio gara 2, eventuale gara 3 il 25 maggio. Poi le semifinali 1 giugno e 6 giugno, eventuale bella il giorno 8 giugno, e poi la finale secca il 15 giugno. Anche quest'anno sarà assegnato così, con questa formula, allo scudetto, mentre di nuovo a terra Gabi De Sosa. Nulla di preoccupante, ma intervengono comunque con del ghiaccio spray dalla panchina. Quindi andiamo a seguire gol di Valenzano, 4-4 tra CMB e Ocasa Falconara, un risultato che farebbe comodo al Pescara. Ha allungato il Bitonto contro il Cagliari. Per il Cagliari un altro gol da parte di Virdis, un'altra delle giovanissime da tenere sotto stretta osservazione, in crescita esponenziale, così come si è visto nell'ultima tripletta realizzata in casa contro il Molfetta. Donadoni qui al recupero su Dincecco, poi il rimpallo che la favorisce, la rimessa che è della kick-off. Ghilardi per Borges, chiude tutto Dincecco, 10:49. Ghilardi, Borges trova spazio per mettere in mezzo Pellegrini, si chiude la difesa del Pescara, poi Ghilardi chiude Tati con il corpo proprio al limite dell'area di rigore. Non ci ha pensato su due volte Greta Ghilardi.
movimento di Pellegrini, seguita in marcatura stretta da Dincecco. Ghilardi, pisata per Borges, non riesce ad intervenire Rozzo, sterzata di Borges, chiude questa volta la numero 7 biancazzurra, all'indietro Borges da Brugnoni che alza il pallone in avanti a cercare Borges, recuperato però da Mascia. Tati in anticipo su Ghilardi, si è mossa a destra Ida Sciascio, Rozzo lascia per Tati, non è entrata neanche Getulio sulla panchina del kick-off. Rozzo prolunga per Dincecco in maniera sbagliata, però questa volta Natalia Rozzo. Ghilardi gira in orizzontale, trova Borges che con un po' di affanno riesce ad avere la meglio su Sciascio che non molla neanche Donadoni. La rimessa guadagnata dalla kick-off, ma con un brivido iniziale sul dribbling di Bruna Borges. Ghilardi in avanti per Donadoni, chiude in maniera pulita Tati. Donadoni, Pellegrini scambia ancora con Donadoni, pallone in mezzo sui 10 metri, arriva Pellegrini a calciare, non riesce però a prendere bene la mira. 9:34, pressione da parte della kick-off. Tati fa girare Dincecco, scappa in avanti Tati a cercare proprio la numero 5, Pellegrini in copertura efficace con l'esterno per De Sosa che butta in avanti il pallone, interviene però Ghilardi, ancora De Sosa per Pellegrini contro Sciascio che va con il mancino, con la puntata a mezzo esterno, pallone che finisce fuori. Ha fatto tutto molto bene però la numero 3 che ha recuperato il pallone e poi l'ha calciato verso la porta di Brugnoni. Bisogna ripetere questa rimessa dal fondo, al cambio Vanelli al posto di Sciascio. Ghilardi a cercare Donadoni che non riesce però ad agganciare la sfera. 9:02. Belli, Vanelli per Dincecco, Tati si muove in mezzo molto bene, Vanelli doppia suolata, poi la spinta di Pellegrini che non viene sanzionata con un fallo che arrabbia un po' il pubblico di casa. Si continua a giocare. Dincecco per Vanelli, Tati, Belli contro Ghilardi, copertura della numero 3 in scivolata e guadagna la rimessa che viene battuta da Brugnoni. È rientrata in campo Borges, cercata con questo lancio con la testa, svetta Tati. 8:29, Coppari al posto di Dincecco. Da lontano Gabi De Sosa, Donadoni indietro ancora per la numero 11, murata questa volta da Tati, mentre sta per entrare Elena Teani e continua il suo riscaldamento per la kick-off. Borges lascia a De Sosa, molto dinamica la numero 11, prova la conclusione della distanza. Zero problemi per Marica Mascia. 8:03, 4:2 per il Pescara. Tutto questo mentre Lucasa Falconara pareggia in casa del CMB. Tati vede lo spazio perfetto per Vanelli che si inserisce, Brugnoni spaccata, perfetto l'intervento. Belli, continua l'azione del Pescara con Coppari, conclusione ancora Brugnoni che la mette in calcio d'angolo. Si è riscattata bene Brugnoni dopo il mezzo errore che ha favorito il 4:2 di Rozzo. Belli, Coppari, questa volta coordinata molto male. 7:32, De Sosa, Borges che passa da Ghilardi, poi Elena Teani intercetta Belli, deve fermarsi però, osserva il piazzamento delle compagne e sceglie Tati.
Ancora Belli, attaccata da Elena Teani. Tati a sinistra ora da Coppari, in mezzo Belli, ancora Tati, possesso tutto biancazzurro. Vanelli, Gabi De Sosa a dare fastidio. Belli in tunnel su Elena Teani, non ritrova però il pallone. Anche sugli spalti del Pala Rigopiano c'è qualcuno che è collegato anche sul campo del Pala Saponara, mentre qui c'è il time out richiesto da Amparo, 1 minuto di break anche per noi. Torniamo in campo con la rimessa del Pescara a 6:45 dal termine, mentre il CMB ha sorpassato 5-4 sul Falconara. Vanelli, Coppari, ancora per Tati. Belli prova a girarsi, trova Borges in chiusura, si ferma al numero 12 Ghilardi, chiamata in causa, ancora pressione di Belli. Gabi De Sosa contro Vanelli, si libera Borges della pressione di Tati, il pallone rimane lì, si immola Belli, poi Coppari che esce con l'esterno in velocità dalla parte opposta a Vanelli. Il servizio di Tati a tagliare tutto il campo in diagonale, leggermente lungo per Vanelli, che aveva visto lo spazio e si era buttata in avanti. È finita intanto a Giovinazzo, quindi il Bitonto ha superato 6-2 il Cagliari. Borges, Elena Teani fermata da Belli, Coppari tiene vivo il pallone e lo serva all'indietro per Belli. Tati, tocca Pellegrini, Coppari, De Sosa, poi Belli che si frappone. Esce in dribbling Tati, in avanti, il recupero di Borges, scarico, poi Tati da lontanissimo, praticamente una conclusione. Brugnoni, dalla parte opposta, Pellegrini, Teani, Vanelli in pressione, una delle giocatrici più difficili da affrontare. Ha cercato di rubare il pallone a Borges che mantiene comunque il possesso, rimessa laterale e battuta. Pellegrini gira per Gabi De Sosa, all'indietro Brugnoni, Borges, Pellegrini cerca un po' di spazio, trova Belli però. Tati, Coppari, subito la pressione di Teani che guadagna anche la rimessa. Pellegrini viene incontro su 10 metri, spazio per calciare e arriva alla conclusione, finisce fuori e non di molto il destro della francese. Doppio cambio, rientrano Rozzo e Dincecco, dentro anche Manieri. Quintetto tutto d'esperienza del Pescara che ha una rosa a disposizione lunghissima. Rozzo in campo aperto, la conclusione con il destro, doppietta della numero 7 ed è il 5-2 del Pescara, più 3 a 5 minuti dal termine della regular season. (5-2) quindi al 4:51.
mentre la Lazio ha agguantato il pareggio contro il tiki-taka. Brugnoni, Manieri in anticipo, non riesce però a ricostruire per Aida Sciascio, pallone che finisce fuori. Borges inverte la posizione Pellegrini con Teani. De Sousa per Pellegrini che prova a mantenere in campo il pallone, scivola però sulla sfera. Manieri, ancora Manieri, Dincecco, Sciascio, con calma ricomincia da Rozzo che si fa vedere. Manieri corto per Sciascio, giro palla del Pescara di Amparo. Dincecco all'indietro da Rozzo, 4-0-4. Dincecco in avanti ora Rozzo, gioca benissimo ora Pescara che fa aprire gli spazi della difesa avversaria e continua a mantenere il possesso, chiamando in causa un po' tutte le giocatrici. Manieri per Rozzo, Sciascio scappa in avanti, Manieri, Dincecco sbaglia, interviene Pellegrini con il mancino in diagonale, finisce fuori, c'è un tocco però. 3-29. De Sousa alla conclusione, arriva Rozzo, portiere aggiunto prima di Marica Mascia, mentre rientra in campo l'altra Teani, Valentina Teani. De Sousa proprio per Valentina Teani intercetta Rozzo, poi Manieri prova ad uscire prolungando il pallone con la punta, fermata l'azione della numero 10 ed ora Borges che ci ha provato con la puntata, la posizione è molto defilata. 3-14, sta per rientrare Ghilardi. Dincecco, Manieri, Dincecco, pallone toccato da Borges, errore mio, toccato invece da Sciascio, quindi rimessa per la kick-off. Pellegrini in avanti, Teani all'indietro ora per Ghilardi. Borges accarezza il pallone, le finte su Sciascio, si fa vedere Teani. Pellegrini prova a passare, Dincecco però non si lascia ingannare, al cambio Pellegrini e rientra Gabi De Sousa. 2:40, spazio anche per Chiara Di Sauro che entra al posto di Mascia, 2:40 dal termine. De Sousa in campo aperto contro Di Sauro, ancora De Sousa, va con il destro, Di Sauro cerca di intervenire, il pallone che però si infila alle sue spalle. 5-3, cambia risultato con il gol di Gabi De Sousa. Ci aveva provato più volte in velocità, immediatamente colpita Di Sauro ma assolutamente incolpevole. Torna a -2 la kick-off con il gol di De Sousa che è arrivato quindi a 2:30 dal termine. Manieri deve continuare a far girare palla al Pescara, così come ha fatto tra il quarto e il quinto minuto. Tati va via, Teani che la insegue in mezzo per Sciascio, in anticipo su Borges, ancora Sciascio, la conclusione con il mancino all'angolo, doppietta anche per lei. 6-3, scusate, altro cuore alle telecamere. In sicurezza adesso il Pescara, 121 secondi al termine, 6-3 il risultato con Sciascio. Ghilardi aggancia Teani, De Sousa
interviene Dincecco che evita Ghilardi, scappa a destra Dincecco, tocca ancora Ghilardi, rimessa della numero 5 in maglia bianca-azzurra. Sciascio riceve, sempre per Dincecco, continua il dialogo con Sciascio. Tati in mezzo per Dincecco, prolunga bene per Vanelli, sempre con la massima eleganza Gabi Vanelli, che adesso si fa vedere mentre in possesso del pallone è Sciascio. Tati, Dincecco, 1:15 ancora da giocare. Dincecco sbaglia, pronta a rientrare Belli in panchina. Sciascio soddisfatta della sua doppietta, la prima dedicata alla madre qui presente, poi con un cuore alle telecamere. Ghilardi guadagna metri a numero 3, scarica con forza per Teani. Belli recupera. Tati, l'appoggio di Dincecco a memoria in mezzo per Belli. Teani per Brugnoni, spazio ora per Ghilardi, rientra in copertura Belli, Ghilardi serve in mezzo, ha capito tutto Tati, che poi prova ad innescare il movimento di Dincecco, sbagliando però i giri del passaggio. 45 secondi al termine della partita e di tutta la regular season. Brugnoni in avanti, abbassa la testa Vanelli, che con la testa ha segnato, lascia scorrere, la rimessa è sua. Tati, Belli, ancora Tati, 20 secondi, si fa sentire il pubblico di casa. Sta per terminare l'ultima partita della regular season con Belli in velocità, inseguita da Ghilardi che ha la meglio sulla numero 9, poi arriva Vanelli, il pallone che rimbalza fuori. 7 secondi al termine di tutta la stagione regolare. Mantiene il possesso il Pescara, c'è l'esultanza del pubblico del Palaricopiano, gli applausi per le biancazzurre che vincono 6-3 la partita con le doppiette di Vanelli, Sciascio e Rozzo, dall'altra parte Borges, Ghilardi e De Sousa. Si chiude quindi la regular season per quanto riguarda il campo del Palaricopiano. È ancora in corso però la gara che interessa le biancazzurre per capire se ai playoff andranno da prima o da seconda classificata. Nel frattempo noi vi ringraziamo per averci seguiti e chiudiamo il collegamento dal Palaricopiano con gli applausi per la stagione del Pescara di Amparo e con gli applausi anche al kick-off con una formazione giovanissima in campo da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini. È tutto, vi ringraziamo per averci seguiti, ciao!